Oggi non è solo una finale, è il sogno di un'intera città, che questa maglia non la indossa solo chi scende in campo, la portiamo addosso tutti sugli spalti, nelle strade, nei bar, nei ricordi di chi ama questi due colori da sempre. Modica non è solo un nome, è famiglia, passione, appartenenza. Quando entra in campo il Modica Calcio ci entriamo tutti con la voce, con il cuore, con l'anima, e adesso è il momento. La partita di oggi non è solo una partita, è la nostra battaglia da vivere insieme, un popolo, una squadra, una bandiera, perché insieme siamo Modica e insieme si va a cercare questa vittoria. Benvenuti alla finale dei playoff tra Modica e Real Normanna. Pallone manovrato da Incatasciato, oggi lanciato titolare in luogo di Sebastian Schemberi. Il pallone rischiosissimo, il passaggio e poi Gabriele Cacciola, il Modica la sblocca subito, ancora lui, sempre Gabriele Cacciola, e sono 4 in 4 partite. Fontanarosa, buono il servizio per Esposito, ancora una volta. No, calcio di rigore per la Real Normanna. L'arbitro vede un tocco di mano di Messina. Parte Esposito, il pareggio della Real Normanna con Francesco Esposito, il gol numero 16 in stagione. Parte De Rosa, la testa di Girolamo, ed è il gol del vantaggio di Rosario Di Girolamo. Svetta su tutti Di Girolamo e arriva il gol del 2-1 per la formazione campana. Buono il servizio per Cappello, si fa vedere Cappello, il cross, Aldair! Oh, meraviglioso Aldair, 2-2, la riprende il Modica. Sicuramente due squadre che stanno meritando la finale, vedremo come andrà a finire. Ci fermiamo 15 minuti. Palla lunga ora per lo scatto di Orefice, ben controllato da Palmisano. Orefice però riconquista il pallone, affronta Rossi, grande intervento di Marco Rossi, caso naturale, va a vuoto Cappello. Tocca per Incatasciato. Cacciola sulla linea del fuorigioco, il cross di Cacciola! Mamma mia, el 10 Lucas Idoiaga, quarta rete consecutiva per el 10. La rimessa laterale per Fontanarosa. Pallone che arriva ad Orefice, grandissimo recupero di Cappello che toglie dai piedi di Orefice il gol del 3-3, straordinario intervento di Dario Cappello. Ancora Marzano in scivolata, Anzic per Schembari, è partito Viegas, Schembari lo vede, Viegas supera il portiere, Viegas, ma il pallone esce dalla porta, clamoroso. Cross la rimette Schembari, palla sul fondo e arriva il triplice fischio finale. Signori e signori, cala il sipario sul Vincenzo Barone e non lo poteva fare in maniera migliore questo glorioso stadio, che ha visto i gol di Pippo Magri, ha visto i cross di Sebastiano Schiavo, i tiri da lontano di Peppe Di Emanuele, le punizioni di Giovanni Spadola, le sgroppate di Concetto Paternò. Oggi ha visto i gol di Idoiaga, di Cacciola, e ha visto un Modica che vuole fortemente questo traguardo.